Al lavoro fino a 67 anni. L'innalzamento dell'età pensionabile deciso dal governo della Croazia non piace ai sindacati che stanno raccogliendo le firme per un referendum abrogativo. Erdogan pressato dalle opposizioni, la svolta politica alle amministrative in Turchia e il voto bis a Istanbul analizzati dalla politologa Faslamat, che parla anche dell'arresto record di 150 cronisti. Scoperta una fossa comune a Brest, in Bielorussia, con i resti di 800 ebrei. Erano gli abitanti del ghetto sterminato dai nazisti a colpi di fucile. In corso il recupero dei corpi da parte dell'esercito. Ricostruito nel documentario di un produttore italiano il clamoroso furto di 7 opere d'arte di inestimabile valore messo a segno nell'83 da una banda di emiliani al Museo di Budapest. Un messaggio di convivenza e pace tra le religioni cristiana, ebraica e musulmana lo lancia il musicista e compositore bosniaco Goran Bregovic nel suo nuovo album Three Letters from Sarajevo. 67 è troppo, una parola d'ordine, semplice, chiara, motivante. In Croazia è lo slogan proposto dai sindacati per contrastare la riforma del sistema pensionistico varata dal governo conservatore del premier Andrej Plenković. Attualmente in Croazia la pensione di vecchiaia scatta a 65 anni. Il governo vuole innalzare la soglia a 67, 2 in più, per mantenere il sistema in equilibrio finanziario. Una riforma che entrerebbe a regime tra 15 anni. I sindacati giudicano però la proposta ingiusta e stanno raccogliendo firme per un referendum abrogativo. E sono decine di migliaia i croati che stanno firmando la petizione. Mica tutti possono lavorare fino a 67 anni. Per certi mestieri è possibile, ma non per tutti. Non so perché lo hanno deciso, ma 67 anni sono troppi. Devono lavorare i giovani. Bisogna lasciare il lavoro ai giovani. Alla mia età devo ancora lavorare. È una vergogna. Il centrodestra al governo afferma che la riforma è necessaria per la stabilità finanziaria dello Stato, supportato in questo dai giudizi della Commissione europea e della Banca Mondiale. I promotori del referendum ribattono che in Croazia l'aspettativa media di vita è di soli 76 anni, 4 anni in meno degli 80 della media europea. In Italia, per esempio, l'aspettativa di vita supera gli 83 anni. Krešimir Sever, dei sindacati indipendenti, è estremamente critico nei confronti del governo Plenković. Se avessero detto in campagna elettorale cosa intendevano fare, non avrebbero avuto voti. Per cui questo loro appellarsi alla legittimazione popolare è falso. Il governo in realtà ha paura di questa petizione del referendum, perché i cittadini potrebbero chiaramente bocciare la direzione presa da questo governo. Ma perché il governo della HDZ, il partito fondato da Franjo Tuđman e ora guidato dal premier Plenković, insiste per innalzare la pensione di vecchiaia a 67 anni? La spiegazione la offre Vilim Ribić, studioso di macroeconomia e leader del sindacato degli insegnanti. La causa di tutto questo è un'ideologia che nasce a Berlino e ci viene servita da Bruxelles, che pretende il consolidamento delle nostre finanze pubbliche. Questo è quanto Berlino impone all'est e al sud dell'Europa, un'imposizione ideologica neoliberista che non ha nessun fondamento né finanziario né demografico. L'unica soluzione per il nostro sistema pensionistico è l'economia, aumentare il lavoro e l'occupazione. Anche in Croazia i giovani lavorano con contratti precari, con contributi minimi e spesso incerti. La vita non può essere solo lavorare. Credo sia giusto che le persone possano avere una pensione. Anche io un giorno vorrei smettere di lavorare, prima dei 67 anni. L'innalzamento della soglia per la pensione di vecchiaia a 67 anni fa paura. Ho 65 anni, 44 di contributi. Sono felice di andare in pensione e firmo per mia figlia.
per i giovani. Ecco, in queste condizioni non si può lavorare fino a 67 anni. Evo, ja sam 65 jedva doživjela. Attualmente in Croazia può andare in pensione anticipata senza penalizzazione solamente chi ha 41 anni d'anzianità contributiva. Oltre un mese dopo il voto che ha portato a governare le principali città turche, l'alleanza di opposizione al governo, e dopo l'insediamento del sindaco Ekrem Imamoglu a Istanbul, è arrivata alla fine la decisione della commissione elettorale di Ankara: le elezioni si ripeteranno. Una mossa che per gli osservatori rivela per la prima volta il timore di Erdogan per le opposizioni. Fazla Mat, giornalista e ricercatrice italo-turca, monitora la situazione del paese per l'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa di Trento. Queste elezioni hanno dimostrato che il consenso elettorale del partito di Erdogan è in calo. E siamo passati a delle percentuali plebiscitarie del 52% al 44%, e questo per lo stesso AKP, che è abituato a delle percentuali sempre molto alte, è una vera sconfitta di per sé. E questo dipende, sì, da una parte c'è una parte dell'opposizione, un 50% della popolazione, che da sempre è critico nei confronti delle politiche portate avanti da questo governo, ma in questa tornata elettorale abbiamo visto anche lo scontento dello stesso elettorato del Partito della Giustizia e dello Sviluppo. Un risultato storico per un'opposizione ridotta a un ruolo marginale. Per molti osservatori, ecco, questo era un dato assodato, ormai non c'era quasi più niente da fare per la Turchia, l'opposizione era data abbastanza per spacciata, finita, e quando invece è riuscita in qualche modo a ricompattarsi, a organizzarsi e a appunto togliere le tre città più importanti dal punto di vista culturale e economico. Ora la mossa di far tornare i cittadini al voto potrebbe rivelarsi un boomerang per Erdogan. Il fatto che le elezioni siano andate per questo verso dipendono anche tanto dalla situazione economica difficile in cui si trova la Turchia in questo momento, e per diversi analisti e osservatori il fatto che ancora una volta delle elezioni legittimamente svolte non vengono riconosciute, ma si faccia finta di niente, si faccia finta che l'opposizione non abbia vinto e vengano ripetute le elezioni, potrebbe dare un colpo ancora più forte per l'economia del paese. Il voto del 31 marzo è arrivato nel momento in cui l'economia morde il freno, l'inflazione è al 20% e libertà e diritti civili toccano il punto più basso nella storia recente. La Turchia è oggi la più grande prigione di giornalisti del mondo. Purtroppo ha questo primato tragico che conta circa 150 giornalisti in prigione attualmente, la Turchia, e sono persone che sono state messe in prigione e per la maggior parte anche in custodia preventiva, quindi non hanno neanche delle condanne finalizzate a proprio carico. Uno scenario difficile in cui chi fa informazione continua a lavorare anche grazie al supporto internazionale, secondo l'analisi dell'osservatorio. Abbiamo recentemente dedicato un dossier alla libertà dei media in Turchia, cercando di evidenziare le problematiche dei media in Turchia, della stampa, della libertà di stampa e la condizione della stampa in Turchia, ma allo stesso tempo cercando anche di dare risalto a quelle che sono state le iniziative di solidarietà anche internazionale che sono state fondamentali a sostenere appunto delle mobilitazioni dei giornalisti indipendenti che in questi anni comunque hanno continuato a fare giornalismo di qualità in Turchia, e anche attraverso, se vogliamo, campagne di solidarietà simboliche, tipo inviare una cartolina, oppure campagne di abbonamenti ai giornali indipendenti. L'accordo con la Grecia, che ha modificato il nome del paese, è stato il filo conduttore delle elezioni presidenziali che si sono svolte nella Macedonia del Nord. Al ballottaggio ha prevalso il candidato del centro-sinistra, Stevo Pendarovski, che ha ottenuto il 51,7% dei voti. Ha preceduto di 7 punti Gordana Siljanovska del Partito Nazionalista. Pendarovski ha sempre appoggiato apertamente l'intesa tra Skopje e Atene sul cambio del nome, mentre la sfidante, in caso di affermazione, avrebbe presentato ricorso al Tribunale Internazionale dell'Aia. Pendarovski, 56 anni, insegna relazioni internazionali alla University American College di Skopje.
Già 5 anni fa era stato candidato alla presidenza dal Partito Socialdemocratico, ma aveva perso nettamente contro l'uscente Ivanov del Partito Nazionalista. L'Olocausto. A Brest, nella parte occidentale della Bielorussia, è stata scoperta una fossa comune con i resti di almeno 790 ebrei, uomini, donne, bambini, abitanti del ghetto sterminati dai nazisti. L'esumazione dei resti è iniziata in gennaio. Brest conta circa 340.000 abitanti e fino al 1939 faceva parte della Polonia, poi dell'Unione Sovietica. Nel 1941 fu occupata dai nazisti. La fossa comune è stata scoperta per caso durante i lavori per la costruzione di un nuovo complesso residenziale. Le operazioni di recupero delle salme sono state affidate all'esercito bielorusso. Fino ad ora abbiamo recuperato i resti di 790 persone. Quando troviamo lo scheletro di una madre che tenta di proteggere il figlio, comprendiamo quello che questa gente ha provato e non sono sentimenti gradevoli. La Wehrmacht occupò Brest nel giugno del 1941 e subito iniziò lo sterminio della comunità ebraica. Nel dicembre dello stesso anno fu creato un ghetto dove furono rinchiuse circa 18.000 persone. Quasi tutti furono poi assassinati nell'ottobre del 1942 a Bronaja Gora. Uno degli episodi più tragici di quella che viene ricordata come la Shoah dei proiettili, quando lo sterminio era fatto con le fucilazioni nelle zone occupate, prima dell'uso delle camere a gas nei lager. La fossa è grande, direi che ci sono 2 buche di 20 metri per 4. In una fossa, analizzando i resti, si vede chiaramente un foro di proiettile nella parte posteriore della testa. In un'altra fossa le ossa sono tutte sparse, quindi non è possibile dire come sono stati uccisi, non ci sono tracce visibili di proiettili. Regina Simonenko guida la comunità ebraica della città. Brest era un grande ghetto, nessuno degli ebrei che si trovarono in città quando fu occupata dai nazisti è sopravvissuto. Si salvarono solo quelli che erano fuori città, dai parenti o in altri luoghi non occupati. Tra quelli che quel giorno erano a Brest non si è salvato nessuno. Alla Kondak, responsabile del municipio di Brest, spiega che nell'area urbana sono già state trovate fosse comuni con i resti delle vittime del 1941. Vogliamo assicurarci che non ci siano più tombe comuni in questa zona. Dobbiamo recuperare i resti e seppellire le vittime in un cimitero. Vogliamo essere sicuri di aver fatto il nostro dovere nei confronti di questi cittadini di Brest, tumulando i resti sotto il monumento ai caduti nella Seconda Guerra Mondiale. Questo dobbiamo fare. Migliaia di cittadini di Brest hanno firmato una petizione che chiede che i lavori per la costruzione del condominio vengano fermati e che sul luogo del ritrovamento venga eretto un monumento in ricordo delle vittime della Shoah. I ragazzi italiani e quelli ungheresi si intendevano bene, magari a gesti. Gli italiani indicavano con le mani il museo e quelli dicevano museo. Era un normale fine settimana d'autunno a Budapest e correva l'anno 1983, ancora piena epoca socialista in Ungheria. Nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo la sera di sabato 5 novembre. Il Museo delle Belle Arti di Budapest fu violato da una banda di ladri di 5 italiani proveniente dall'Emilia, coadiuvata da 2 basisti del posto. Eclatante il risultato: in un sol colpo i malviventi trafugarono 7 opere di immenso valore artistico, tutte realizzate da autori italiani, 2 del Tiepolo, 2 del Tintoretto, un Giorgione, 2 Raffaello, tra cui la Madonna Esterasi. Un paio di mesi dopo i quadri furono trovati in Grecia dopo settimane di lavoro intenso da parte di investigatori di diversi paesi. Questa incredibile storia che occupò le prime pagine di giornali di mezzo mondo è stata raccontata da un recente documentario prodotto da Gilberto Martinelli. Sotto il punto di vista dell'organizzazione e della gestione il furto non era affatto facile, sotto il punto di vista pratico operativo per loro era una banalità. Ricordo che loro erano dei ladri d'arte abbastanza conosciuti in Italia e i carabinieri sapevano molto bene chi erano. A tradirli furono degli errori banali. È stato trovato qui sul balcone un laccetto con dentro un intreccio tricolore
uguali ai colori italiani ma anche ungheresi, un cacciavite di marca USAG che loro credevano fosse di fabbricazione americana, in realtà l'USAG si faceva in Italia. Di lì le autorità ungheresi, tramite l'Interpol, si rivolsero all'Italia, che mise in campo i maggiori esperti del settore come Roberto Tempesta, carabiniere del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico. La vicenda è stata ricostruita grazie anche alla ricercatrice Anna Nagy, che è andata a spulciare documenti desecretati. Da carte e testimonianze emerge persino un possibile coinvolgimento dei servizi segreti romeni. Ed è proprio grazie all'informatore di intelligence che si arrivò alla Grecia e al mandante del furto, che fece ritrovare i quadri in un monastero. Eftimios Moschadeiles era un armatore, figlio di colonnelli della rivoluzione dei colonnelli greca, e che era un magnate, era molto potente e quindi era anche appassionato d'arte, un po' per vanità, un po' per interesse. Considerate che questi quadri avevano un valore di 35 milioni di dollari. Il furto fu motivo di grande imbarazzo per l'Ungheria socialista di Kadar, che si scoprì vulnerabile anche per la reazione dell'opinione pubblica. Nella TV di Stato si ironizzò sull'inefficienza del sistema di sicurezza del Museo delle Belle Arti, una satira che indirettamente toccava il potere apparentemente granitico del Partito Comunista. Ovo što čujete, to su džamije, crkve, katedrale. Sad je podne u Sarajevu. Ovo je jedno od rijetkih mjesta na zemaljskoj kugli gdje možete ovo sve skupa čuti u isto vrijeme i da zvuči ovako lijepo. Bilo bi šteta da to jednog dana stane. Spinge per la convivenza pacifica fra le tre grandi religioni monoteiste, cristiana, ebraica e musulmana, il nuovo album Three Letters from Sarajevo di Goran Bregović, icona mondiale della musica balcanica. Al cuore delle cose importanti dell'esistenza, lì dove si capisce che le differenze di lingua e cultura non contano, ecco dove portano le tre lettere di Goran Bregović. In questo secolo sarà un secolo dove impariamo come vivere insieme. In passato era semplice, vai lì, uccidi quelli diversi. Adesso non sarà più possibile. Allora ci vuole imparare a vivere insieme. Allora con tre lettere ho partito di Sarajevo come una metafora, perché Sarajevo è una metafora dei nostri tempi, dove abbiamo visto 91 già questo che vediamo in tutto il mondo, che non so, domenica siamo buoni vicini a casa e lunedì spariamo uno all'altro perché siamo delle religioni diverse. E l'altra metafora è violino, che si suona nelle tre maniere principali. Cristiano, come noi suoniamo le musiche classiche, klezmer, come suonano ebrei, che è una tecnica un po' diversa, e orientale, come suonano i musulmani nell'Oriente, che è una completamente diversa tecnica. Allora io ho scritto un concerto per violino per tre violinisti che vengono di queste tre tradizioni. Come in tutti i miei dischi, è un disco per ballare e bere, però è un piccolo messaggino nella bottiglia che forse qualcuno trova. Ostaćemo doma i ljubi se. Ostaćemo doma i ljubi se. Ako se sutra zaradi moja mama, ostaćemo ja i ti, vrata zatvora, prozore zatvori. Il compositore bosniaco è tornato il 12 aprile a Trieste al Teatro Politeama Rossetti, dove lo hanno applaudito senza sosta in 1500. Sul palco con lui un'orchestra di 18 elementi.
Bregovic, 69 anni ma instancabile, porta la sua musica in giro per il mondo con 200 concerti l'anno. Nei rari momenti di riposo vive a Parigi con la moglie musulmana e le 3 figlie. La sua musica è melanconica e allegra allo stesso tempo, un groviglio di emozioni che pulsano nelle vene, brividi di melodia e parole scorrono dalle braccia alla schiena. Difficile restare indifferenti a un simile talento.